Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta con Ore 13, come sempre l'approfondimento quotidiano. Abbiamo dato questo titolo, pensionati arrabbiati, e molti forse di quanti ci seguiranno in questa ora da casa sanno già perché, ora ve lo ricordiamo. Tra l'altro c'è una manifestazione che i sindacati stanno preparando per il prossimo 1° giugno, insomma sono temi che discuteremo insieme. Ascolteremo i numeri, i dati che riguardano il reddito di cittadinanza. Interessante, nelle ultime ore c'è stata un po' di polemica non solo per la quota ridottissima di soldi che è arrivata a molti, ma anche perché alcuni sarebbero pronti a rinunciare a questo reddito di cittadinanza. Allora, per cavalleria ovviamente, giusto? Saluto Luisa Dal Brollo, Spicci GL Pensionati, buongiorno, ben trovata. Giuliana Maffei, responsabile fiscale del CAF, ciao Giuliana. Ciao, buongiorno. E basta, siamo a posto, no? Buongiorno, buongiorno Paolino Barbiero, segretario dello Spicci GL Pensionati Treviso. Allora, sono diventato matto perché questi dati sono interessantissimi. Bisogna fare una conferenza stampa su queste cose qui, perché sono freschi. È il quadro, no, Giuliana, del reddito di cittadinanza, sì, non solo in Italia ma nella nostra regione, quindi questo è importante. Tra poco li leggiamo insieme. Allora 0422 adesso io non ne vedo manco, 1626798. Grazie Renzo. Allora, se volete chiamarci per intervenire in diretta, 1° giugno si va in piazza perché? Sì, 1° giugno si va in piazza per 5 questioni: la tutela delle pensioni, la legge sulla non autosufficienza, un invecchiamento attivo in salute, il diritto a curarsi e la riduzione delle tasse. Questi sono i 5 titoli. Poi chiaramente ci sono i sottotitoli. Sul primo, questo governo, lo abbiamo già detto, ha tagliato le rivalutazioni, quindi noi puntiamo a ristabilire l'asticella delle rivalutazioni dove deve essere messa e un nuovo montante di calcolo che tenga conto di quella che è la spesa che hanno i pensionati, che è diversa da quella che hanno i giovani, e quindi un paniere che sia comprensivo del bisogno dei pensionati, che venga allargata la platea della 14ª mensilità e che comunque in tutta questa operazione bisogna finalmente separare la previdenza dall'assistenza. Poi c'è la questione della non autosufficienza. Il numero delle persone non autosufficienti purtroppo cresce di anno in anno, ci sono milioni di famiglie in difficoltà e servono più risorse a livello nazionale da declinare poi nelle regioni. Altrimenti rischiamo di trovarci in situazioni in cui, come di recente abbiamo avuto modo di dire, si vanno a inaugurare nuove case di riposo, se però non ci sono le impegnative da dare alle persone, c'è il rischio che le persone non possano andare, oppure se non hanno nessuno in famiglia che copre quella spesa deve intervenire il comune, ma quando interviene il comune sono risorse sottratte ad altri interventi che il comune potrebbe fare. E poi c'è tutta la questione del diritto a curarsi. Diritto a curarsi perché noi abbiamo dei dati a livello nazionale con incidenze diverse, per fortuna il Veneto non è tra le peggiori, dove alla fine le persone rinunciano a curarsi. Bisogna abolire una serie di ticket che non servono più e fare in modo che ci sia un forte investimento sulla domiciliarità nel territorio. Tra l'altro ci sono risorse europee messe a disposizione per questi interventi che noi non siamo in grado di intercettare. Quindi, invece di criticare l'Europa, bisogna essere più bravi e capaci a sapere quello che l'Europa mette a disposizione, intercettare quelle risorse, in particolar modo per quanto riguarda tutte le strutture intermedie che gestiscono le cronicità delle persone più anziane e che siano in grado di far stare a casa l'anziano il più possibile, avendo comunque un'adeguata assistenza con una qualità che sia degno di questo nome, perché pensare di affidare tutto alle badanti abbiamo visto che questo delle volte invece di risolvere il problema ne crea di più di quelli che invece dovrebbe risolvere. Poi c'è la questione della riduzione delle tasse, perché i pensionati, ma non solo i pensionati, in Italia sono quelli che pagano di più. Fatto salvo le pensioni fino a 8.100 euro che non pagano tasse, quando cominci ad andare sopra quella cifra la pressione fiscale è consistente. E quindi invece di fare la flex tax, cioè di far pagare poco chi ha tanti soldi, bisognerebbe cominciare a ridurre le tasse di tutte quelle pensioni e quei redditi che sono tra
gli 8.000 euro e i 30.000 euro, perché così si genera anche un maggiore potere d'acquisto su una platea di milioni di persone, che potrebbero generare anche una spinta verso uno sviluppo del PIL interno. Questi sono i temi generali, per cui lo slogan che abbiamo adottato è questo: governo, dateci retta, l'iniziativa la facciamo dopo il voto, 26. questa non è una cosa da poco, no? Come mai? Per non politicizzare, sì, per non fare in modo che venga strumentalizzata. Dopo il voto usciranno più forti, più deboli in ragione di quello che decideranno gli italiani, in ragione di quello che decideranno gli italiani che andranno a votare. Tanto è vero che noi come sindacato unitariamente stiamo facendo la promozione al voto, cioè invitiamo tutti ad andare a votare, perché se va a votare l'80% sono le opinioni dell'80% che formano poi chi deve amministrare i comuni e chi deve portare le proprie istanze in Europa. Se va a votare il 40% è quel 40% là che decide, e l'altro 60% magari può anche protestare e dire che non va bene niente, ma in democrazia l'esercizio del voto va praticato fino in fondo. Ci sono ancora 15 giorni per capire come uno può scegliere o vuole scegliere, si utilizzino questi giorni per farsi un'idea e dare un contributo, per quanto piccolo possa essere, al fatto che la partecipazione consente comunque la tenuta di una democrazia nel nostro paese. Dopodiché fate le elezioni, siccome in questi mesi non ci hanno dato retta, noi andremo a manifestare, e tra l'altro la prima ipotesi era di manifestare in Piazza del Popolo. Siccome stanno arrivando adesioni il doppio di quelle che avevamo previsto di partecipazione, abbiamo chiesto di spostare la manifestazione in Piazza San Giovanni. Più grande. Anche perché tra l'altro dopo le elezioni molto probabilmente i pensionati avranno la seconda sorpresa dopo quella del pesce d'aprile, la restituzione, perché il pesce no? d'aprile c'è stato il conguaglio sulla maggiore quota data a inizio anno sulla rivalutazione delle pensioni, e a giugno dovranno fare il recupero della quota percepita in più finché non c'è stata la sistemazione con il mese di aprile. Quindi, insomma, sono soldi in meno che avranno migliaia di cose di di persone. cui non si parla molto, no? Però ne abbiamo parlato, dati, però come sempre non da avaro dei Molière, no? Diceva il Premier Conte, cioè soldini, pochi soldini, diceva. Sono no? pochi soldini, se magari uno prende 20.000 euro al mese 5 euro non fanno la differenza, ma per chi magari ne prende 1.000-1.100 anche i 5-6 euro fanno la differenza. È sempre una pizza in più che uno può permettersi e che tra l'altro serve a far girare l'economia. Quindi se devono trovare i soldi li trovino dove ce ne sono tanti e dove non vengono pagate le tasse, non sicuramente accorciando la pensione di chi se l'ha costruita pagando le tasse. Vi ricordo 0422 1626 798, Giuliano, ci dai qualche numero? Questa tabella che ci ha portato oggi, dunque sono per il totale, lo sapete, circa 1.100.000 in Italia le domande per la cittadinanza, in Veneto 36.000 di fatto, no? 35.009. Sì, noi in provincia di Treviso, questi sono i dati al 30 aprile, 30 aprile, sono 3.682 al 30 aprile che abbiamo fatto. Quelli che ha fatto il CAF. È vero. E queste qua totali fatte dalla provincia di Treviso sono 5.251 e qua abbiamo dentro il numero totale, quelle fatte dal CAF, dai cittadini con lo SPID, quindi se le fanno in autonomia con le credenziali che gli ha dato le poste, e fatte in posta ne hanno fatte più o meno al 34.300 e totale sono 5.251, sempre al 30 aprile. Che è un bel numero comunque di domande. Beh, stavo guardando, quindi sono 36.000 domande in totale in Veneto, la distribuzione poi per le province, ve le leggo. Allora, a Belluno sono 961 domande, in larga parte, cioè quasi la totalità hanno utilizzato i CAF comunque intanto, no? E questo è anche un dato interessante, quindi pochi hanno utilizzato il sito web famoso, presentato, quindi in totale autonomia. Un po' di più hanno utilizzato le poste, ma pochini. Ma su quelli delle poste c'è comunque un problema perché stanno tornando da noi adesso. Ah sì? Sì. Fatti spiegare dalla la Giuliana. stragrande maggioranza ha utilizzato i CAF, per dire sono 26.000
su 36.000 Sì. in Veneto, no? Ecco, per capirci. Dunque, a Belluno 961 domande, a Padova 7.293, a Rovigo 2.654, a Treviso 5.251, a Venezia 6.812, a Verona 7.254 e a Vicenza 5.676. Quindi questi sono i dati al 30 aprile, ve lo ricordo, di quanti hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza. Padova Reddito e pensioni anche, qua pensioni. abbiamo dentro anche le pensioni qua. e come pensioni intendiamo quota 100? No, pensione di cittadinanza. Pensione, cioè quelli che vabbè. 60. Adesso ci dirai qual è la percentuale se a naso, diciamo, beh, insomma, stragrande maggioranza reddito. Ecco, esatto. Vabbè. Pensione di cittadinanza. 7.293 Padova è prima, quindi il maggior numero di richieste, seconda Verona 7.254. Quante pensioni o reddito di cittadinanza? Sono le pensioni, tutto reddito questo. Potrebbe No, essere sono attorno, un il dato non ce l'hanno dato, però prendendo quello nazionale, gli ultra 67enni sullo stock complessivo di domande sono attorno al 13%, quindi Quindi un 13%. un 13% di quelle 5.000 domande. Certo che se uno va a chiedere reddito di cittadinanza a una determinata età, a quel punto scatta immediatamente sì il sostegno, ma è pensione di cittadinanza. Allora, vedo una telefonata, poi vi faccio vedere un'ultima ora che mi sa che farà arrabbiare più di qualcuno. Telefonata perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Pronto? Eccoci qua, signora, buongiorno, prego. Allora sento che parlate qua di pensioni. Sì. Io già sono stata imbrogliata con le pensioni quando lavoravo, perché invece di pagarmi 8 ore mi hanno pagato 4 ore di contributi. Ormai è passato il tempo, buonanotte. Ecco. Però adesso vi voglio dire un'altra cosa. Qua fanno tutto quanto reddito di cittadinanza per chi non ha voglia di fare niente. Io ho lavorato tutta una vita. Ho detto già che mi hanno imbrogliato, ormai lasciamo perdere. Però io adesso ho un'età che vorrei avere una pensione un po' da respiro, oppure qualcosa da respiro, perché io sto andando ormai verso il tramonto, ma non ho neanche la possibilità di godermi un viaggio, di vedere qualcosa di nuovo. Possibile mai? Che devono sempre pensare a quelli che non hanno voglia di fare niente. Senta signora, possiamo chiederle l'età? 84 anni. Complimenti straordinari intanto. E quanto prende di pensione, se ha voglia di dirci? 500 euro. 500 euro. Ecco. Il contributo? E io ho anche io le mie spese come hanno tutti. Bisogna vedere se vive da Allora, signora, aspetti solo qualche istante, le passo Luisa dal Brollo che magari forse ha qualche domanda in più e vediamo se possiamo aiutare. Sì, innanzitutto signora volevo sapere se ha fatto la domanda appunto per la pensione di cittadinanza, perché con No, non l'ho fatta domanda di pensione di cittadinanza, perché quando ero giovane mi sono data da fare. non c'entra quando era giovane. Mi sono comprata la casa. Adesso Ho anche mio c'ha marito la casa, ancora, c'ha la e casa allora? di proprietà. Non vuol dire niente. Sì, però signora c'è la possibilità, Bisogna vedere se vive da sola. sì, a parte quel reddito e anche per i pensionati che hanno fatto il provvedimento che si chiama pensione di cittadinanza, per cui tramite il CAF o la posta lei poteva magari inoltrare la domanda, lo può ancora, però Guarda, io lunedì e vedere se ho intanto con il mio bisogna... sindacato. Sì, no, mi scusi. Allora provo a chiedere. Vada a chiedere signora, venga nei nostri uffici, perché poi bisogna vedere appunto la situazione, se vive da sola, se vive con familiari. Mio marito, vi ho detto, ce l'ho già, pure mio marito. Ecco, allora vede, cioè ci sono varie cose quello che che io magari... non ho fatto. Ma se viene nei nostri uffici, magari parlando, ne possiamo anche chiarirle certe... Sì, potrebbe anche come che devo avere fare un diritto. Per devo cui fare? venga signora. E allora il venerdì dico anche questa cosa qua. Va bene. ok. Signora, ma ha detto che vive con suo marito? Sì, Sì. Che ha la pensione. che ha la pensione. Sì, Anche lui ha una pensione minima? No, mio marito ha lavorato 40 anni. Allora è fuori. Ha una pensione. Rubi soldi lui, no signora? Scherzo. Va bene, grazie comunque, un abbraccio, provi a fare questa verifica come le hanno sì. suggerito qui in Ecco, studio. proprio mi è venuto
Perché ho detto, ma fa tanta gente che non la voglia di fare niente, insomma. Io ho lavorato una vita, una volta per tirare i figli, adesso i figli li ho tirati e sono da sola e non posso neanche farmi la cosa di un viaggio, ho detto perché qua bisogna sempre tirare la cinghia. Non si capisce, quindi è bene che Io venga. non ho che... Io chissà che... Ma un respiro. Certo, signora, siccome c'è appunto anche la pensione di cittadinanza, chiamiamola un'integrazione, provi a vedere, faccio una verifica nei CAF. Grazie, buona giornata. Allora, la notizia che vi dicevo, Renzo, Roberto, riuscite a farmi vedere il tablet? No? Aspettiamo, eccolo qua. Dal Corriere, poi andiamo in pubblicità che è tardissimo. Conte, l'aumento dell'IVA? Evitarlo non sarà impresa facile. Era, come si dice, non ci voleva un mago per capirlo. Stiamo studiando un'operazione di smentiranno sempre comunque spending review e potenziando il contrasto all'evasione fiscale, cosa già sentita e strasentita in tutti questi anni, ma recuperare 23 miliardi, cioè di risparmi magari. Allora, vogliono contrastare l'evasione fiscale. Pubblicità, Vogliono aspetti che ripartiamo da questo. Non vogliono aumentare l'IVA, A tra poco, d'accordo. ricominciamo da questo, tra poco. Allora, torniamo in diretta, ore 13, vi ricordo 0422 1626 798, pensionati arrabbiati e non solo, stiamo parlando anche di reddito di cittadinanza, abbiamo sentito e letto insieme i dati che riguardano la nostra regione e il paese intero. Vabbè, insomma, sapete, la regione che ha chiesto, che ha il maggior numero di richieste è la Campania, seguita dalla Sicilia, 90.000 e poi ne ha la Puglia, insomma, quindi queste sono le regioni. Il Veneto ne ha 36.000. Dicevi, Giuliana, che ci sono molti errori di quanti hanno fatto richiesta tramite le poste, perché cosa è successo? No, allora, diciamo che il decreto prevedeva che il CAF, il cittadino che si recava presso il CAF elaborasse la domanda con l'assistenza del CAF. Alle poste, quello che dice la circolare sul reddito di cittadinanza, in teoria il cittadino doveva andare col modello precompilato, penso che comunque alla fine sia stato gestito così, se lo doveva fare, poi la posta doveva fare un semplice invio. Certo. Adesso ci sono tutte persone e cioè dovrebbe fare la domanda ordinaria, perché poi, magari ne abbiamo già parlato, ma ripetiamo, c'è la domanda ordinaria e poi se una persona oggi sta lavorando deve fare anche un'altra domandina, l'RDC ridotto, e quella domandina dovrebbero venire a farla da noi, dai CAF. Non si può fare alle poste? No, non si può fare alle poste. Okay. Ci succede di tante persone che vengono da noi con la domandina, dovrei avere una copia qua, che ha tutte queste robettine, sì, ho tolto i dati sensibili, ok, vengono con questa domandina chiedendoci di fargli l'RDC ridotto. Cosa vuol dire? Io devo andare a dire, allora là c'è una zona dove, quello giallo là in mezzo, dove c'è scritto quante persone lavorano nel nucleo al momento in cui viene fatta la domanda. E in base al numero che hanno messo indicare là, il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione. Ok, che sarebbe il quadro E della domanda. Se io ho messo 1, 2 oppure 0, in base al numero che ho messo là dovrò andare a compilare l'RDC ristretto, dove gli dico che lavoro e dovrò dare un reddito presunto per l'annualità o per la durata di quel contratto, ok? In questo momento cosa succede? Che ci stanno arrivando tante persone dalle poste con quel modello, e però quel dato che è riportato non è esatto. Non sto dando colpa alle poste, per carità di Dio, però in teoria noi abbiamo una comunicazione dalla consulta dei CAF nazionali del 3 maggio dove dice che le poste dal 13 maggio avrebbero dovuto iniziare a modificare, annullare o modificare le domande sbagliate. Adesso adesso sentiamo la telefonata, però diciamo che è una cosa che riguarda solo quelli... Le domande fatte all'INPS per adesso. Aspetta. Ci sono anche altri problemi sulle domande, perché se è sbagliato... riguarda solo quelli che fanno richiesta di cittadinanza ma che intanto stanno lavorando. Sì. Ce ne sono tanti che hanno il numero 1, 2, 3 che in effetti nessuno lavorava, allora io la faccio oggi componenti e della non famiglia. o il contrario,
mi hanno indicato che ci sono persone che lavorano ma non lavorano, quindi il suo reddito di cittadinanza è bloccato perché aspettano la domandina, oppure ci sono persone che hanno ammesso che nessuno lavora però lavorano e per cui bisogna andare, sono tutti fermi, ci sono persone che l'hanno fatto ai primi di marzo, 6, 7, 8 che sono corsi tutti in ancora posta, non prendono i soldi. non prendono niente. C'è anche il problema, scusa, dopo, c'è il problema che tanti hanno sbagliato anche il numero di telefono e questo è gravissimo. Vuol dire che a loro non arriverà mai la comunicazione, sì, che è stato accolto e successivamente, quello noi potremo anche vederlo, quando andare a ritirare la carta alle poste. E questo era sempre una delle cose che dovrebbe essere implementata da lunedì. Noi ieri abbiamo mandato un signore che è arrivato col modello delle poste da noi per la modifica, l'abbiamo mandato all'INPS, l'INPS dice che non è compito loro. Magari sarà attivata nei prossimi giorni questa cosa, però è un problema grosso perché ci sono le persone là ferme con queste domande. Ma per attivata cosa intendi? Cioè qualcuno che va a risolvere questi problemi? Sì, qualcuno dovrà andare a modificare queste domande e non si sa chi dovrà farlo. Beh, se dalle poste, diciamo, con la domanda errata stanno arrivando da voi, vuol dire che dovete farlo voi poi alla fin fine. Io ho paura che dopo lo faremo noi, però nel comunicato della consulta nazionale dice che dal 13 di... Le poste devono sistemare il problema. No, l'INPS deve sistemarlo. Abbiamo bisogno di avere i codici d'accesso su pratiche fatte dall'altra parte. Sì, perché noi vediamo solo i nostri. Certo. Sì. Allora, telefonata, chiedo scusa anche perché attende da un po', pronto? Pronto, buongiorno. Prima di tutto volevo fare i complimenti per questa trasmissione che è di interesse veramente generale. Grazie mille. Eccetera. Ecco, poi invece io ho due quesiti. La prima, allora, mia mamma ha 97 anni, vive in casa di riposo. Abbiamo fatto la richiesta di prende 600 euro di pensione al mese, l'integrazione della pensione col reddito di pensione, quella cosa lì, è dentro tutti i parametri, però sto scoprendo un qualcosa, che mia mamma, anche se verrà riconosciuta una percentuale, 50, 100, quello che anche per noi è un risparmio di quello che dobbiamo tirar fuori in più, praticamente non riuscirà mai a prenderli, perché il reddito della pensione, questo eventuale aumento, viene fatto solo per le bollette e per gli affitti eccetera, ma lei, essendo in casa di riposo, non potrà usufruirli, ve l'hanno già detto le poste questo particolare, perché la legge è chiara, ci sono dei paletti per cui nessuno riuscirà, cioè se è in casa di riposo non riuscirà ad avere l'utilizzo. Me l'hanno già confermato questa cosa qui, quindi pensate voi, cioè questa è la presente. Che cosa vuol dire? Ecco, è una cosa assurda, cioè almeno dovevano mettere, penso che un'altra trasmissione che c'era un componente del 5 Stelle, gliel'ho fatto in diretta questa cosa e mi fa, questa cosa è importantissima, non ci avevamo pensato e adesso lo riferirò subito a Roma. Cioè, ma vi rendete conto, cioè una cosa del genere? Certo. Come si fa Luisa, a fare possiamo una cosa aggiungere così qualcosa? e limitare l'utilizzo? Poi invece la seconda, se posso, allora, siccome lì c'è c'è quel signore della sindacalista che è veramente preparato, che vedo che è abbastanza, lo vedo diverse volte. Allora è questo, mia mamma nella casa di riposo dove era prima facevano la fattura a mio nome e io col bonifico pagavo tutto, ok? Ho cambiato casa di riposo per vari motivi, non sto qui adesso ad elencare il motivo, eccetera, eccetera. Questa casa di riposo invece opera in maniera diversa, cioè loro fanno la fattura intestata a mia mamma e praticamente io per poter poi scaricare la detrazione, eccetera, non posso farla perché dicono che loro mi fanno il documento, quello della detrazione, solo per la parte che riguarda mia mamma. La parte in più che io tiro fuori devo fare un'altra domanda ancora per in poche parole mettiamo mia mamma paga 1.000 euro, io le pago 800, quindi a loro vi fanno solo la detrazione per i 1.000 euro di mia mamma. È giusto questa roba qui? Lui deve fare nella sua dichiarazione redditi. No, e hanno fatto esattamente la fattura viene intestata col nome di mia mamma, non vogliono fare col nome mio. Allora, capito? Sì. È una delle cose dove stiamo raccogliendo le firme. Ecco, allora facciamo così, capito, grazie mille, attenda un minuto perché mando la pubblicità, siamo in ritardissimo e subito dopo Giuliana e Luisa rispondono, a tra poco, grazie. Grazie.
Sì, proprio. Allora, torniamo in diretta, ore 13. Luisa, ricominciamo da te per la risposta a un'osservazione che faceva il nostro telespettatore e poi Giulia. Bravo, un'osservazione, perché poi lei ha le cose più importanti appunto da dire, ma ha ragione diciamo in generale, perché la carta del reddito, diciamo, e pensione deve essere spesa tutta entro il mese. Certo. Ecco, altrimenti viene ridotto il sussidio, mentre questa penalità per il REI non c'era, per esempio. C'è anche, devono fare spese nei negozi convenzionati per pagare bollette alla posta o per prelevare contanti agli sportelli bancomat della posta. Quindi ci sono delle indicazioni precise su come spendere questo. Sì. Giuliano, l'altra componente, dice io pago dei 1.800, paga 1.000 mia mamma e 800 io, lei va in detrazione, sì, per io quanto no. riguarda... Cosa dice? Quello secondo me è una delle cose importanti. Sì, quella della casa di riposo. Lui diceva mi fanno una certificazione a nome della mamma e non a nome mio. Beh, intanto bisogna capire bene che non è che io posso portarmi in deduzione tutto l'importo che verso alla casa di riposo, perché c'è la parte relativa alla retta e quella non si può dedurre, e la parte relativa alle spese di assistenza specifica, quelle se le può dedurre il signore. La deduzione va in base all'aliquota marginale, più io ho un reddito alto e più mi è conveniente, certo, non è fisso, tipo il 19% spese mediche, può essere un 23, un 27, un 33, anche un 41, ok? No, quello che mi fa strano è che la certificazione, se la spesa la sostiene il signore, la certificazione dovrebbero fargliela intestata a lui, mal che vada c'è scritto spese sostenute per la signora, perché sennò effettivamente se la certificazione è intestata alla mamma del signore, lui non può portarsela in deduzione. Loro dicono, le case di riposo vogliono che sia intestata solo a mia mamma, questo dice lui. Bisognerebbe vedere, perché io ne ho viste certe che sembrano, però poi dicono per la signora sono state spese, è diverso? Ok? Perché se dicono invece la signora ha speso, invece io ne ho viste ultimamente... Quindi ci vorrebbe questa voce, quindi dovrebbe verificare che ci sia questa voce, per la signora sono state spese, a quel punto rimanda al figlio, quindi... Un esempio, poi la telefonata. Se una persona va in casa di riposo e ha una pensione di 8.000 euro, non può detrarre niente perché è incapiente, e tra l'altro quella signora... 8.000 all'anno, certo. Siccome poi pagando anche la retta, avendo l'impegnativa, gli 8.000 euro all'anno non bastano, il resto dei soldi li mettono i familiari. Quindi è ai familiari che va fatta la fattura e va fatta la scheda con la quota sanitaria da portare in deduzione / detrazione. Su questo però noi abbiamo evidenziato un problema alla Regione, l'abbiamo anche detto più volte qui e lo ripeto, che c'è un sistema in Veneto molto disomogeneo. Cioè ci sono case di riposo che ti fanno dichiarazioni e ti consentono di detrarre 3.000 euro e la retta, ci sono altre case di riposo che ti fanno portare in detrazione 12.000 euro e in mezzo ci sono tutte le altre. Noi stiamo raccogliendo le firme, ne abbiamo già raccolte 8.000, quindi chi non ha firmato venga negli uffici sindacali a firmare, vada nei comuni, perché abbiamo mandato in tutti i comuni della provincia di Treviso il modulo per firmare, perché chiediamo a una regione una cosa molto semplice, che faccia una norma che stabilisca una quota standard di detraibilità delle rette, uguale per tutti, in modo che così non ci sono difformità, e questa cosa qua in Veneto interessa 35.000 famiglie. E io l'ho detto in modo anche molto semplice, la Regione questa cosa qua la può fare in 2 minuti, non c'è bisogno dell'autonomia, basta che stabilisca la regola in accordo con l'Agenzia delle Entrate, come ha fatto l'Emilia Romagna da una parte e la Lombardia dall'altra, in cui ha stabilito qual è. Ci stanno lavorando? Sì, ci stanno lavorando, ma la risposta era di 2 mesi fa. Nel frattempo le persone telefonano e hanno queste incongruenze che pesano sul reddito della famiglia. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno signori, sono Franco da Udine. Franco. Prima il dottor Paolino diceva che sono poche le persone che vanno a votare, l'affluenza è poca. Ma perché ai tempi si andava a votare sabato e domenica? Hanno tutti i cittadini diritto di votare, però
una giornata sola è troppo poco. Si è Quindi fatto anche per un rimettiamolo. risparmio, No, è un risparmio, è un risparmio irrisorio praticamente, e poi tutti pagano le tasse, un risparmio da niente, però dopo Certo. non si può dire ma perché non sono andati a votare, diamogli la possibilità, no? Insomma, è Certo. una raccolta di firme, non so, potete influenzare gli onorevoli che passano lì dalla televisione, ma non lo so perché hanno ridotto a una giornata. Chi è in giro di qua e di là non può andare a votare e magari si lamenta perché non gli date il diritto di votare, che ha diritto, perché se paga le tasse, paga tutto, ha diritto di votare. 2 giorni non è la fine del mondo, i risparmi, perché su quei risparmi lì ci attacchiamo, ma dai, non Certo, mi fate certo. ridere. No, mi fate grazie. Franco, grazie, buona giornata, buongiorno. Beh, sì, dalla 2 giornate si è passato all'1, è vero, lei dice però, vorremmo così c'è più possibilità di andare a votare. I livelli di partecipazione al Il voto, problema è quello, quel 30-40% che non va a votare non credo che sia tutto un 30-40% perché è impossibilitato andarci. Poi se si allunga il nastro orario, magari anche fino a mezzanotte, lo si comincia prima per far andare a votare più gente possibile, va benissimo, ma non mi pare che poi alla fine ci siano le code durante l'orario di apertura degli sportelli. Quindi il problema è le persone sanno da tempo che si vota il 26, se sono consapevoli che dire la loro è un contributo alla democrazia e poi nel scegliere possono anche determinare delle valutazioni che devono essere prese in considerazione da chi è votato, credo sia utile, altrimenti quei pochi che vanno decidono per tutti, punto. Basta guardare in America, vota il 40%, c'è comunque la democrazia, monca ma c'è. Sì, la partecipazione, bisogna vedere appunto che soglia ci sarà, questo sarà interessante. Poi sapete che già il 26 notte insomma, saremo in diretta, il giorno 27, per seguire l'esito di questo voto. Ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, tra poco. Questa misura. Allora, ore 13, adesso vediamo se riesco a farvi vedere quest'altro schema invece, che è quello che fa riferimento alle pensioni, giusto Luisa Del Brollo, quello che quest'altro, i dati, no, dei primi? Domande, primo quadrimestre. Domande, primo quadrimestre. Intanto vi ricordo 0422162798, Bob, riusciamo con questo metodo ad alta tecnologia? Vediamo, dal tablet, straordinario. Straordinario, in streaming. Quindi le prime su, Luisa, sono diciamo la legge Fornero. vecchiaia e anzianità, il primo riquadro che vedete sopra. E quindi a Treviso segnala 1471 domande nei primi 4 mesi, un totale di 7.000 e quasi 7 in tutto il Veneto. Poi hai la quota 100 che... quota 100, questo è quello... È un numero abbastanza importante in confronto a quelle diciamo con la Fornero. 4.200 di fatto, no? In tutto il Veneto. A Treviso 642 domande nei primi 4 mesi. E sotto c'è l'opzione donna che ancora è stata rinnovata per altri 3 anni, sempre con il discorso 58 d'età o 59 e 35 di contributi. E chiaramente soltanto col calcolo contributivo, però anche questo è un dato da tenere in mente, perché vuol dire che c'è un disagio anche femminile a questo punto, perché se si sceglie una cosa, un calcolo così, che è sempre riduttivo, insomma... Però secondo me quello di cui dobbiamo parlare è la quota 100, Barbiero, no? Questi sono i dati. Ci metterei sotto anche le altre due, che è l'APE social e l'APE precoci, perché la differenza tra le prime 2 tabelle, cioè chi va in pensione con la legge Fornero o chi va con quota 100, sono persone che fino al giorno prima di andare in pensione lavoravano e quindi finiscono di percepire un reddito da lavoro dipendente o lavoro autonomo e percepiscono la pensione. Se andiamo invece sull'opzione donna, sui lavori precoci
e sull'app sociale, stiamo parlando di persone che non lavorano, perché anche le donne che scelgono di andare con l'opzione donne prevalentemente sono donne che non lavorano più, perché se lavorano magari stringendo i denti fanno la continuazione per avere la pensione completa e non decurtata. Sono rari i casi di chi sceglie l'opzione lavorando, è perché magari hanno altri redditi di famiglia o fanno dei ragionamenti di reddito complessivo anche in rapporto alla cura dei figli o familiari. Quando andiamo a vedere l'Ape Social, e sono 1800 in Veneto, ci aggiungiamo poi i precoci e andiamo a 2500, sono tutte persone che hanno l'opportunità di andare in pensione con 63 anni di età e con 36 di contributi o 30 a seconda se fanno lavori gravosi o meno, oppure per i precoci con 41 anni di contributi senza nessun limite di età, ma sono tutte persone disoccupate. Cioè sono tutte persone che se non avessero avuto questa opportunità sarebbero stati anni e anni col cerino in mano, senza lavorare perché a quell'età non rientri più nel mondo del lavoro e avreste dovuto aspettare i 67 anni per andare in pensione. Allora questa è la misura che va implementata, perché le altre due, quota 100 e opzione donna, sono state fatte per i prossimi 3 anni. Questa misura qui è stata fatta solo per il 2019. Siccome su quota 100 ci dicono che sono andate meno persone di quelle che dovrebbero andare, per cui hanno dei risparmi, noi vorremmo che questi risparmi fossero messi per andare a coprire questa platea qua. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno. Signora, buongiorno, prego. Buongiorno, io parlo da Vittorio Veneto, mi chiamo Rita. Avrei bisogno di chiedere un'informazione. Io ho 86 anni, però prima dell'euro mi è arrivato qua ispettore, diremo a casa mia, che mancava 3 anni dei contributi, perché il mio principale abitava a Gorizia e poi li spediva diremo a Conegliano. È venuto ispettore 2 volte, mentre poi li hanno trovati a Venezia questi contributi. Dopo cosa è successo? Loro per non darmi, gli ispettori hanno fatto anche i calcoli di quello che mi aspettava di questi 3 anni, invece dopo mi hanno mandato che si erano sbagliati, pensi, di 5 centesimi, 10 centesimi, finché sono arrivati ai soldi che dovevano darmi. E io mi sono interessata anche, diremo qua, con Vittorio Veneto, le ho dato anche tutte le carte, ho mandato via raccomandato con ricevuto di ritorno e infine non ho più visto arrivare niente. Niente, ho dato anche in mano quando è stata la conferenza qui a Vittorio Veneto della CIS, ho dato in mano a un signore, ma dopo questo signore è mancato io non ho più potuto sapere niente. Sono informata che ha avuto un infarto, non ho potuto sapere niente. Era un signore della CGIL? Come fare per poter recuperare questi soldi che mancavano, mentre non mancavano, ma erano fermi a Venezia. Però lei, signora, deve fare una ricostituzione della pensione. Perché adesso io non so dove sia andata con chi ha parlato, ma in questi casi bisogna andare a un patronato, il patronato fa la verifica attraverso il TE08, che è uno stampato in cui c'è tutta la sua vita lavorativa con i contributi versati, fanno il calcolo per verificare se ci sono delle incongruenze, se ci sono e sono dimostrabili si fa la richiesta di ricostituzione della pensione. Adesso lei ha mai fatto una pratica di ricostituzione della pensione? No, io ho mandato via solo quello che mi hanno preparato i 2 ispettori che sono venuti qua, con raccomandata e ricevuta di ritorno. Di solito si va a un patronato che la assiste ed è il patronato che manda via tutte le carte. Il fatto che le abbia mandate via lei perché sono venuti degli ispettori e non capisco gli ispettori che sono, perché io gli ispettori che vanno per le case della persona non ne ho mai sentito parlare. Infatti quindi la cosa mi sembra un po' strana. Lei si rivolga al patronato, se vuole il nostro Inca Vittorio Veneto, chieda della Giuliana, che è una nostra pensionata che collabora con noi, o della Ivana, e alla fine facciamo, se ci dà il mandato, la verifica della sua posizione contributiva attraverso il TE08, facciamo un controllo, se ci sono delle non conformità. Infatti, chiediamo la ricostituzione della pensione. Signora, io non vorrei, perché è suonato strano anche a me, perché quando ha detto sono venuti in casa,
non lo so. Due volte, poi sono venuti a dirmi che li avevano trovati a Venezia. Posso farle una domanda, signora? Lei li ha chiamati lei, ha detto io non posso muovere? No, sono venuti loro. Le hanno chiesto dei soldi? No. Niente, mi hanno preparato loro le carte e tutto di mandare via con la comandata, ricevuta di ritorno, alla fine mi è arrivato una lettera che si sono sbagliati a darmi 5 centesimi in meno cioè in più di quello che mi avevano, ma di centesimi, era prima dell'euro. Vabbè signora, faccia così, provi a recarsi allora come diceva Paolino Barbieri un patronato e io sono stata già, però mi hanno detto di venire a Treviso. A Treviso, vabbè. Di andare a Treviso con le mie carte. Questo non lo so. Prima di muovermi chiedo informazioni a voi, cosa devo signora, fare. allora, con chi queste persone che sono venute, le conosce, ha il numero di telefono? Le conosce? Devo io, adesso non mi ricordo più, devo guardare sulle mie carte. Quindi o chiama queste persone e gli fa dire cos'è successo e gli spiegano le cose, se no noi così, per sentito dire per telefono, bisogna andare al patronato. Di dare risposte sbagliate. Esatto. Se no, se vuole, noi abbiamo il patronato Inca Vittorio Veneto, va là con tutte le sue carte e facciamo la verifica. Grazie signora, in bocca al lupo, buona giornata. Grazie, finite, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, chiusura, cosa mancava? Perché questi dati poi, che sono quelli riferiti a quota 100, sono quelli che abbiamo letto, sono 4.200 in Veneto, 642 a Treviso. La più consistente è Venezia, 855 domande, vedo. Sempre anche lì come prima? Beh sì, Padova, un po' dappertutto, Venezia. però diciamo che Padova, Venezia e Verona sono le 3 vere città del Veneto e quindi grandi. Anche aree di povertà in quelle città sono maggiori che in città policentriche come Treviso e come Vicenza. In realtà pensioni di vecchiaia e anzianità è Treviso la prima però, 1471. Sì, ma perché ci sono casi appunto di persone che non hanno versato i contributi, che non hanno i contributi costanti, per cui alla fine devono aspettare i 67 anni per andare in pensione. La cosa interessante sarebbe invece in chiusura, perché se ne parlava prima con la Giuliana, siccome tutti quanti quando fanno la domanda di reddito di cittadinanza pensano di prenderci 780, poi abbiamo visto che dalla tabella che appunto ti ho dato prima, il 7% del milione di domande rapportato poi in Veneto e il 7% dei 35.000 prende tra i 40 e i 50 euro al mese, il 16% prende tra i 50 e i 300, la parte più consistente, il 70%, prende tra i 300 e i 1000. Chiaramente chi arriva a 1000 è perché non ha nessun reddito e ha un nucleo familiare consistente magari di 3-4 persone. Solo il 5% prende più di 1000 euro. Il problema è che tutti quelli che prendono meno di 780 si domandano perché. E il perché non è semplice da comprendere, perché ci sono tutta una serie di criteri che sono collegati dalle modalità che lo Stato, attraverso la legge, ha definito per erogare questa carta e chiaramente è una carta scalare. Per esempio l'auto comprata negli ultimi 6 mesi, no? Abbiamo visto i casi della signora quelli sono i requisiti d'accesso che sono facili, dopo il calcolo che le persone, perché quelli li hanno capito. Certo. Perché ad esempio prima vedevo con Paolino il caso di un componente unico pensionato che ha una pensione minima. Ok, queste persone pensavano di prendere i 7,80 perché dappertutto dicono prenderai 7,80 quello che ho, che poi non è 7,80 è 500 perché è 500, vabbè, dopo vediamo. Quello è il contributo per i pensionati, i 280, sì. Ok, quindi abbiamo visto il caso della persona che prende una pensione minima, che vive da sola. Okay. La pensione minima è annuali 6.669 erotti. Il limite da non superare del reddito per avere diritto, perché noi abbiamo l'ISE 9.360 e non devo superare, poi c'è la macchina, quelle robe là, ma non devo neanche superare il reddito previsto, quindi se sono reddito di cittadinanza non devo superare il limite reddituale di 6.000 euro, i pensionati 7.560.
ok? Per determinare l'assegno di un pensionato cosa fanno? Mi vedono se non supero i 7.560, nel caso della pensione minima fanno 7.560 meno i 6.669 e mi dà 68,53 al mese. Okay? Quello che verificavo adesso, per cui se io ho una pensione minima dovrei prendere, se non ho altre cose adesso specifico cos'è, 68 euro al mese. Se però io avevo un caso di card da spendere, sì, 68 euro ai miei 500 mi aggiungono arrivare al tetto previsto dei 7.560. Però se io ho dei trattamenti assistenziali erogati da enti locali, ok, mi vengono considerati ai fini del contributo. Ad esempio, se io prendo l'ICD, l'assegno di cura, l'assegno di sollievo, alla fine non prenderò niente, perché ho già dei contributi che mi vanno a coprire la spesa. Ok? E lo stesso per chi percepisce adesso la NASPI. Sì, se io, okay. allora, il decreto dice che la NASPI non è motivo di esclusione, ok? Io prendo la NASPI, nell'ISE magari non avevo nessun reddito, adesso prendo la NASPI, loro mi faranno per differenza, siccome sarò lavoratore dipendente, no, sarà RDC e non PDC, non pensione di cittadinanza, il limite reddituale è 6.000 euro annui per persona, che poi li moltiplico per i componenti del nucleo, una persona, un adulto 0,4, vabbè. Per cui farò per differenza, metti che io adesso non so di preciso gli importi di una NASPI, metti che prendo 6.000-7.000 euro, io non prendo niente adesso. Perché viene comunque conteggiata. Sì. Vabbè, insomma, bisognerebbe seguire una giornata al CAF. Quindi anche quelli che prendono i 40 e i 50 euro li prendono perché hanno nei coefficienti stabiliti altri redditi che aggiunti ai 40 che gli viene dato, arrivano alla soglia. Però il 7% prende queste cifre qui nella nostra regione, sì. Abbiamo capito. Cioè il 70% sta tra i 300 e i 1000. Il 70% sta tra i 300 e i 1000. Vabbè. Allora, grazie davvero per essere stati con noi, a chi ci ha chiamato e seguito da casa, buona giornata, ricordatevi poi 20:10 questa sera, i nostri telegiornali a partire dalle 18:30 e la prima serata dedicata allo sport con Qui Studio Voi Stadio. Buona giornata.